Vabbè, complimenti. Visti TV, abbiamo questa mostra di Nico Runesu, pittore, vistichesu, de Gabbale. Come abbiamo inquadrato uno dei suoi primi quadri, che Nico gli domandiamo come è stata l'ispirazione di questo quadro, che rappresentano roccaglio, ma vediamo come è arrivata a questa rappresentazione. Nico, e te non narras di queste ultime opere tue? Sono visioni de monteras, de rocas, de campos desérticos, in cui vi lasciano tapretta, arena, astra, live, insomma, tutte cose che la natura ha creato da solo. Sono arrivata a questa tecnica colando da tela di juta, da sacco, a tela grezza e a papiro, a colla, a gesso, a terra, intesa a terra, a sabbia, cercando di ottenere sfumature di colori che bisogna in natura e si realtà. Ha scritto anche, insomma, dessa terra arte, ha scritto anche de su chi besta in tuno, de su chi... Su che de su cabaitano, su che non deve andare neanche a seguire di lenne, ma come che naturalmente lo usiamo che io che usiamo, e quindi che lo esterniamo e lo poniamo come teatro. Anche lo puntiamo in un quadro, in una tela, insomma, ecco. Quindi qui sono un po' su giro, queste sono serie, insomma, sono roccaglio. Sono materiali, tela, papiro, sabbia, tela pinnicata, e poi basta colata di calcare, di prete, che abbassano, tumbas anticas, naturales, però non create da nessuno. Bene, seguiamo su giro, che questi sono colori un po' diversi. Che poi queste sono tipo sa scresta, potremmo andare per dare un'idea più chiara di su Montiluvula, ecco. Che però bisogna in tutto sul monte, potete essere su Monte Rosei, su Supramonte, ugualmente di su bianco che bestia sa scrista e poi su scostas, insomma. Si parte su questa terra a soffrire. Ma tu hai immaginato che sia questa barriera da qualche cosa, questa e te batti in palla di questo monte, cioè questa cosa ti la sposta in... in poche parole, come un anno prima, a trasformare in arte pittorica su chi siamo di legno, su chi diamo grosseria. Non batta nulla le problematiche, di porre di ruolo assumere, non binardi non batta figura, sono visioni, come nel sottotitolo della mostra, dei campos e dei cheros. Io ho tappato questa domanda, che questa poesia di Vittorio Orsella, sul libro che insomma ha ragionato da terra die, e se vediate questo monte che poi è sul monte di Lugola, però l'idea pure come confine di qualche cosa, noi sa abbaita da un'ala a su che vita saterala, come che vai tu una separazione tra i due mondi, insomma. Sono campi, sono campi spunta, se cresta, non è proprio una distesa lunga che potremmo andare sul confine. Sono particolari, quindi. Sono un canto di visioni. Se carta, se posta si trova. Bene, artiamo da sopra, ne. Faremo. Sembra che ne sono. Grazie. Ciao. Ti damo scusa. Ciao. Ok. No, che invece
E questo noi sono in tela de sacco. Questa prima base della pittura che ho fatto l'anno scolato sono in tela de sacco. Quindi sacco pezzo di quiles e di campagna usati come basamenti pittorici, come sfondo. Che pure sempre l'idea di arte su chi viviamo su donde Dio, che ambivito, insomma. Su colore, ricerca del suo colore, della pittura vera e propria, che non sa materia, che questa è l'esaltazione del suo colore, che non della materia. Ecco. E questo sono sul colore che hai usato o dei te? Olio. Una carrellata, e questo è sottoturato. In tutto questo squadro la persona sta assente, cioè non è protagonista. Protagonista no, che è su colore o è su colore e su stile. Torniamo al sottotitolo di questa mostra. Campos, Kelos e Telos. Un modo di esaltazione della materia tela, questa come in italiano si chiama paesaggio. Però paesaggio non rende l'idea, certo. Che un pacco. Potremmo vedere invece sul significato del suo, confine. Ah, ecco. Dove parla humus, pramatas, dove parla il corpo dei venti, ma che cosa che stiamo muovendo, che buiane, però umide su medesimo spirito. Sa persone non bestie, insomma, il soggetto protagonista. Esattamente il giacolante, insomma. C'è. E va da santo carchi due. No, che più o meno è questa matessi idea. Questo è stato astratto, no, che in questo scampo sono visto in maniera più astratta, usando appunto sempre materia diversa, sempre terra, sabbia, colla e papiro, cartone cartocciato, pellicato e appreticato, è usato come colore, sempre perché hanno l'effetto del suo colore che questa materia non ha. Sempre anche un paragone, piccando questa roba vecchia, a sarte moderna, verso sarte moderna, che è nessuna esaltazione. Come potevo vedere di questo si sta bene, questo è sfumato bene. Pare di un quadro astratto, però vediamo sulla curva, distesa alla sabbia, una pianura, un campo arato, in mezzo a questa tela dedicata. Confine. Ma è questo confine bianco che per esempio che separa questo ha un significato o è il primo significato è un significato cromatico, è colore, dei rapporti di colore. Io sono pittore, quindi mi occupo anche del rapporto di colore. Però poi ha un significato di visione, che è una cosa diversa dai suoi primi piani, che si muove, ti dà questa striscia bianca, una potesse esplorare un campo diverso, una spiaggia, un confine. Confine. Torniamo a no, che batte lo scolore, no, che dà pure qualche impressione del paesaggio, no? Cioè questo per esempio dei nocche, ma non sempre so schelo, però il tema è il tema unico della mostra. Ma lui magari siete Il materiale che è quello? no, questa tela asciutta, poi sabbia, tela diversa, papiro, colore, sulla testa colore diverso, colore del tempera e di olio. Tempera e olio. Mischiata a parte.
cresta del monte, colata di terra, di calcare, di creta, di astra, un monte innevato. Sono visione, emozione di visione. Monte. Si può arrivare poi E noi che siamo tornando a Sol da Iosso, no? Questa è la... tre scucuro. Le nuove biruve di tutto, le biruve Materiale. Pare uguale se siano uguali, ma poi se non sappiamo bene, basta. Sono diversi. Impostazione scompositiva diversa. Questa intricatura, sai, è una sofferenza, hai te roba. Quando andiamo su una montagna noi, si batta È tutto. osso, isto da innesto, quando rimandiamo, sai che batte, come è stata formata questa colata del materiale, chissà se vi potremo arrivare. Ecco, su questa cosa lì, questo squadro, gli occhi. Questo è un quadro più una pittura, campo sempre. Sì, diversità. No, campo, ma no che fa Materia diversa. Sì, cioè scomposizione del colore. Benissimo. L'ultima cosa, la ricerca, l'ultima ricerca, questa cosa, queste sono ultime, sono degli ossi. Praticamente questa che è parte dell'ultima ispirazione che ha saputo e travaglio. L'ultima, sì, come si sviluppa questa ricerca. Ma è stata una mostra solo di questa scuola. No, che invece provvisti a vedere una cosa più generale, più colorata, più, in modo da vedere un lavoro più completo di saputura in questo ultimo anno. Grazie. Bene. Nico, con un giro può anche vedere Gallo Menzo so. Venite tutto canto a visitare la mostra che veramente ne valete. Si impegno che questa opera la si vede come in macchine, però alla fine la realtà è tutta un'altra cosa. Materiale povero come si diventa poi materia di no che come te bosannato Nico appunto come la terra, il monte può essere trasformato in arte, trasformato ovviamente bicherete la capacità dell'artista che resiste a fare queste cose spantose. Lui nella tendenza un metodo
E dai no che il sottotitolo di questa mostra che è Telos Campos Kelos. Cioè, lo soggetto, il protagonista di questo squadro sono appunto questo strese, Telos in un bene pintato, questa realtà Kerkos e Telos, cioè è Kelos, cioè lo protagonista, da come avete inteso, da si intervista manca sa persone, no che è dopo la persona. Bene, terminiamo questa intervista a Nico, che in questa bella immagine di questo quadro.